Via libera all'utilizzo del taser, la pistola a impulsi elettrici che sarà data in dotazione agli agenti della polizia locale. Il Consiglio Comunale ha dato l'ok ai 6 mesi di prova che partiranno dopo le dovute ore di formazione sull'utilizzo della nuova arma. È una sperimentazione importante che per noi è anche motivo di orgoglio, perché è un riconoscimento comunque di questo corpo di polizia che sta crescendo particolarmente, dopo che 10 questure d'Italia ne hanno fatto e concluso la fase sperimentale proprio giusto nel mese di marzo. 23 i consiglieri a favore, 8 i contrari, un astenuto e non sono mancate le polemiche. Il sindaco Brugnaro ha attaccato i 5 Stelle, in quel momento assenti, anche se più tardi è arrivata la Visman. Dalle opposizioni poi un monito a occuparsi della sicurezza più che di mezzi repressivi. Fanno confusione appunto tra lo storditore e quello che è il taser, ovvero entrambe scaturiscono un impulso elettrico, ma agiscono in maniera diversa. Quindi parliamo di uno strumento che è atto a fare non repressione ma prevenzione, perché comunque costituisce un deterrente. Critico anche il sindacato. Noi continuiamo a sostenere che questa è un'altra operazione di propaganda per dare l'idea che il corpo di polizia locale non serva a contrastare l'abusivismo edilizio, l'abusivismo commerciale, i bed and breakfast abusivi, cioè temi importantissimi per la cittadinanza, ma serva a dare quella forza, quella sicurezza al territorio che dovrebbero invece garantire secondo noi le forze dell'ordine. Il pensiero è giusto rispettarlo, riteniamo che questo sia invece un passo molto avanti e anzi ci auguriamo che al termine di questa sperimentazione, che a nostro avviso sarà molto positiva, uno strumento intermedio che non è letale, che non fa male a nessuno, ma che consente eventualmente, laddove venga appunto usato, di garantire la sicurezza, l'incolumità sia dell'operatore sia delle persone che nel raggio d'azione potrebbero trovarsi, ma soprattutto del movimento, concedendo così all'altro operatore di poter procedere all'arresto.